edizione di Antena 3 Nord-Est, buongiorno, ben ritrovati in diretta come sempre, partiamo puntuali e saremo insieme fino alle 13:30, tutte le notizie che arrivano dal territorio. Allora, mentre vi stiamo parlando c'è il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a Venezia, l'incontro tanto sudato con il Sindaco Luigi Brugnaro, è in corso in questo momento un comitato per l'ordine e la sicurezza, sapete che sono tante le notizie di cronaca di cui vi abbiamo dato conto nell'ultimo mese, soprattutto nella zona di Mestre e Marghera, con l'ultimo in ordine di tempo omicidio in via Rizzardi a Marghera e il flash mob dei cittadini di sabato che hanno chiesto più sicurezza. Per noi sul posto c'è il nostro Nicola Marcato, tra pochissimo andremo da lui, poi ci occuperemo di scuola sicura, l'ultima tappa della protezione civile è in un liceo ad Oderzo e ancora a Roana con il decesso della donna caduta mentre percorreva un sentiero. Lì per noi c'è la nostra Vanessa Banzato e poi la cronaca che ci porterà a Bassano del Grappa. Fatemi vedere se c'è già il nostro Nicola Marcato che sta seguendo il comitato per l'ordine e la sicurezza, lo vedo collegato. Nicola, ti vediamo, so che siete riusciti anche a entrare insomma nella Camera di Consiglio per fare delle immagini. Raccontaci un attimo chi è seduto al tavolo accanto al Ministro dell'Interno Piantedosi e dove nasce l'esigenza di questo comitato. Ma non sembra. Sì, lo vedo, ma forse non siamo collegati, non mi sente. Buongiorno. Proviamo ad andare da Nicola. No, mi dicono di andare avanti. Allora, andiamo subito a Bassano del Grappa perché c'è stata paura e concitazione ieri nella tarda serata all'Istituto Scalabrini per una sospetta intossicazione dovuta al malfunzionamento di una caldaia. Allora partiamo da qui. L'allarme è scattato dopo le 22 nell'ala che ospita la casa di riposo dell'Ordine degli Scalabriniani a Bassano. Il probabile malfunzionamento della caldaia che serve quella parte dell'edificio dove vivono una ventina di religiosi anziani avrebbe provocato esalazioni potenzialmente letali. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco e i sanitari del SUEM. Il problema tecnico è stato velocemente individuato e risolto, tanto che già la mattina seguente l'impianto di riscaldamento è tornato regolarmente in funzione. Nella concitazione del momento un religioso ha perso l'equilibrio procurandosi la frattura di un paio di costole. C'è stata apprensione anche per altri 4 scalabriniani portati in ospedale a titolo esclusivamente precauzionale per escludere del tutto l'intossicazione da monossido di carbonio o altri fumi presenti nei corridoi e nelle stanze. Tutti sono in buona salute, riferiscono dall'istituto, e sono rientrati nei loro appartamenti. La zona interessata dall'inconveniente è stata quella del secondo piano, mentre nessun problema è stato riscontrato al primo. Solo dopo alcune ore la situazione è tornata alla normalità anche nei dintorni dell'istituto, in una zona residenziale densamente abitata. C'è Nicola Marcato, il collega che è appunto a Venezia questa mattina per l'arrivo del Ministro dell'Interno. Nicola, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Sì, il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è arrivato a Venezia. Invitato dal Sindaco Luigi Brugnaro è arrivato in Laguna per partecipare al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato dal Prefetto Darco Pellos. L'appuntamento è in corso qui nella sede della Prefettura a Ca' Corner. A fare gli onori di casa il Prefetto Darco Pellos, al tavolo sono presenti insieme al Ministro il Questore Gaetano Bonaccorso, il comandante dei Carabinieri Marco Aquilio, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Michele Bosco, il comandante generale della Polizia Locale Marco Agostini e il comandante dei Vigili del Fuoco Carlo Metelli. Naturalmente con loro c'è anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. È il momento per fare il punto generale sul tema della sicurezza in città, dal centro storico alla terraferma. Brugnaro aveva già chiesto 2 mesi fa al numero 1 del Viminale, durante una visita romana, la necessità di confermare la presenza dei militari del progetto Strade Sicure a supporto delle pattuglie delle forze dell'ordine. Ricordiamo che proprio una squadra dei lagunari era intervenuta nella rissa scoppiata a Marghera tra scattolettisti albanesi e macedoni, dove aveva perso la vita un 41enne
26enne albanese pugnalato al petto. In quell'occasione erano stati i militari a fermare i 2 presunti aggressori macedoni per poi consegnarli alla polizia. Un altro argomento che si tratterà oggi al tavolo della sicurezza, e caro al sindaco, sarà di garantire l'attuabilità delle espulsioni. È successo diverse volte nei mesi passati che respingimenti e rimpatri sono stati rallentati per via della mancanza dei posti nei CPR. L'obiettivo è di chiedere una presenza costante da parte dello Stato, tenendo conto della dimensione internazionale di Venezia. Venezia è una città di 250.000 abitanti, ma il volume generato dal turismo supera i 15 milioni di presenze. Su questo incontro e sull'argomento sicurezza comunque persiste uno scontro di vedute con l'opposizione, che accusa la maggioranza di avere un approccio repressivo che è servito solo a risolvere la situazione, che non è servito a risolvere la situazione, scusate, e di non essersi impegnata abbastanza sui fronti delle politiche sociali e dell'integrazione. Comunque adesso il tavolo è in pieno corso e tra circa un'ora dovrebbero uscire e vedremo se riusciremo ad intervistare il ministro, il sindaco e il questore. A voi la linea. Grazie Nicola, c'è una nota che arriva dalla Regione del Veneto con il presidente Luca Zaia, che ha accolto il ministro dell'Interno per un incontro istituzionale prima del tavolo. Confermati l'impegno e la volontà comune di collaborare per rispondere in modo efficace alla necessità dei cittadini, con particolare attenzione alla promozione della legalità e al rafforzamento della cooperazione con le forze dell'ordine nel territorio. Avete sentito, si è parlato anche di esercito. Facciamo un passo indietro, il sondaggio di Ring, andiamo a vederlo insieme. È dedicato alla recente proposta di vietare i social ai minori di 16 anni. Vi chiediamo che cosa ne pensate, se lo ritenete giusto, un intervento giusto oppure no. Allora fatelo come sempre utilizzando i contatti che vedete in questo momento in sovraimpressione. Ovviamente è l'uso di social, da Facebook a TikTok, diventando il primo paese, l'Australia, è quella che ha approvato la legge al mondo, ad imporre, a mettere al bando diciamo social di questo tipo per i giovanissimi. Quindi l'Australia ha fatto diventare legge questo divieto. La proposta è insomma in qualche modo che lanciamo a voi, cosa ne pensate di applicare questo tipo di legge anche in territorio nazionale, quindi social vietati ai minori di 16 anni. Vi ricordo gli ospiti di Ring di questa sera, ce n'è per tutti i colori: Lega con Dimitri Coin, Partito Democratico con Andrea Zanoni, Fratelli d'Italia con Raffaele Freda, Forza Italia con Emanuele Crosato e Luana Zanella per l'Alleanza Verdi Sinistra, quindi insomma si preannuncia un dibattito molto acceso. Noi torniamo alla cronaca. C'è stato il dramma della Ricca di Carlino, dove il direttore generale dell'Adriese è mancato per un malore fatale durante la partita tra la squadra veneta e quella friulana. Sono stati vani i soccorsi. Il direttore generale dell'Adriese aveva 72 anni. In un pomeriggio, quello di domenica 1 dicembre 2024, in cui tutta la comunità del calcio italiano guardava in trepidazione l'evolversi del malore in campo del centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove, giovane classe 2002, sugli spalti di Carlino si era invece consumata la tragedia più grande. Al Della Ricca, il 26esimo minuto della ripresa di Charlis Muzzane Adriese ha trasformato la canonica giornata di festa in un dramma agghiacciante. Il direttore generale dell'Adriese, Santelongato, che stava seguendo la partita in piedi, si è accasciato a terra. Spavento, l'annuncio dello speaker, gli immediati soccorsi con il defibrillatore e tutti quelli in campo e sugli spalti con lo sguardo rivolto lì. Secondi, minuti interminabili, ulteriori soccorsi arrivati da San Giorgio di Nogaro e da Palma
Terranova non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Partita subito interrotta, ovviamente, e tutti stretti in un abbraccio virtuale nei confronti della famiglia di Sant'Elongato, storico dirigente 72enne, e della società adriese che perde un suo elemento storico, un pilastro, una colonna, così, nel giro di pochi terribili minuti, un pugno nello stomaco anche per il presidente del Charlis Muzzane, Vincenzo Zanutta. Abbiamo perso un dirigente della squadra ospite che è deceduto sulla tribuna. È difficile trovare le parole per esprimere un profondo dolore, per esprimere una vicinanza estrema a tutta la società adriese e soprattutto ai suoi familiari che piangeranno purtroppo il buon Longato. Cosa dire? Dire niente, questa è l'impotenza umana. Davanti alla morte l'uomo è incapace di qualsiasi cosa, quindi ogni parola, noi parliamo di calcio, che è l'ultima cosa con cui dobbiamo parlare oggi, ma qualsiasi altra cosa davanti alla morte si ferma, quindi purtroppo è successo nella tribuna di Carlino e questo mi fa ancora più male perché eravamo in un luogo di divertimento e siamo a celebrare un decesso. Purtroppo veramente non trovo le parole per veramente rappresentare la mia vicinanza a tutti i parenti, dai più stretti ai più lontani, a tutta la città adriese che ha perso un pilastro della loro società. La cronaca ci porta a ieri con il decesso in un appartamento a Jesolo, una tragedia dove ha perso la vita un pensionato di 69 anni morto tra le fiamme della sua abitazione. Siamo in via Bolivar 13 a Jesolo Paese. L'uomo è rimasto vittima di un'improvvisa esplosione con conseguente incendio dell'abitazione in cui viveva con la sorella. La donna è rimasta intossicata ma non in modo grave, è stata portata all'ospedale di Jesolo. Nulla da fare invece per lui. Sul posto la polizia del commissariato di Jesolo con gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio. Tra le cause al vaglio dei periti dei pompieri un cortocircuito di una stufa elettrica per il riscaldamento dell'abitazione. L'uomo era un postino molto noto in paese. Un ultraleggero è precipitato e si è schiantato contro il muro del cimitero ad Asiago, rimasto ferito un 52enne, ancora la cronaca della giornata di ieri. Se l'è vista brutta un 52enne precipitato con il suo ultraleggero durante la fase di decollo. L'incidente ad Asiago in via Ceresara. Il pilota, per cause ancora da capire, è finito contro il muro perimetrale del cimitero, riportando ferite serie, anche se non è in pericolo di vita. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati dal locale distaccamento, che hanno messo in sicurezza il velivolo, mentre il 52enne è stato assistito dal personale del SUEM, stabilizzato e trasferito con l'eliambulanza a Vicenza. Sul posto, per i rilievi, carabinieri di Canove. Allora noi adesso invece da Canove a Asiago andiamo a Roana, dove per noi c'è la nostra Vanessa Banzato per riepilogare la tragedia in cui ieri una donna ha perso la vita mentre stava camminando lungo il sentiero. Vedo che sei in compagnia. Vanessa, buongiorno. Buongiorno a te Anna, a tutte le persone che ci stanno seguendo. Ci troviamo a Canove di Roana, siamo proprio all'imbocco del sentiero Bisele, lo stesso sentiero che aveva imboccato ieri attorno all'una del pomeriggio Sonia Dalla Vecchia, la 51enne di Schio, infermiera, lavorava al pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Orso. Proprio lungo questo sentiero la donna, che tra l'altro era un'esperta escursionista, amante della montagna, è scivolata ed è morta. Ha fatto un volo di 20 metri mentre stava cercando di raggiungere la Grotta del Popolo. La Grotta del Popolo si trova tra l'altro in una struttura più bassa rispetto, ecco, al camminamento, al sentiero. Per raggiungerla bisogna fare una sorta di scalini. Hanno messo anche una specie di scaletta per fare una ferrata, insomma, per cercare di mettere in sicurezza il più possibile questo sito per poter raggiungere la Grotta del Popolo. Purtroppo qualcosa deve essere andato storto, forse anche proprio il pavimento scivoloso e ghiacciato ha fatto sì che la donna perdesse il controllo e cadesse
precipitasse per 20 metri senza riuscire poi a salvarsi. Sono arrivati sul posto i vigili del fuoco di Asiago, i vigili del fuoco di Schio, il soccorso alpino dell'altopiano, ma per la donna ormai non c'era più nulla da fare. A dare l'allarme è stato il compagno di escursione della 51enne, dell'infermiera 51enne. Ha subito cercato di chiamare aiuto, chiamare i soccorsi, ma quando appunto sono arrivati poi per lei non c'era più nulla da fare. Con me Daniele Zotti, perché lui tra l'altro è uno dei volontari del soccorso alpino di Asiago e non è nuovo a tragedie del genere, purtroppo. Lei diceva fuori dal microfono anche che è stato molto difficile il recupero del corpo di Sonia Dalla Vecchia, perché era in un punto molto difficile da raggiungere anche per voi. Sì, buongiorno a tutti. Sì, il posto era particolarmente difficile, bisognava fare un paranco per recuperare i primi 20 metri e dopo c'era un centinaio di metri che abbiamo fatto un contrappeso in collaborazione, direi ottima, con i vigili del fuoco per portare la salma, diciamo, sulla strada dove c'erano i mezzi, e da là dopo è stata accompagnata fino a dove siamo noi adesso, dove attendevano i carabinieri, i familiari e il carro funebre, insomma, ecco. Dal punto di vista tecnico questo percorso non è difficilissimo, è che è molto pericoloso, è molto insidioso, proprio anche a causa del ghiaccio che ormai si forma, viste le temperature. Sì, diciamo che se uno cammina sulla strada è dato anche a famiglie, perché è un bel percorso che si va avanti per 3-4 chilometri, è molto anche panoramico, diciamo, però il tratto a scendere alla Grotta del Popolo è tecnicamente impegnativo, nel senso che bisogna avere una certa preparazione, non è protetto come una ferrata, però è esposto, ci sono delle cengi strette che sono su dei dirupi che fai salti di 20-30 metri, se uno scivola, e bisogna prestare particolarmente attenzione, e dopo il clima e questo periodo qua che il terreno ghiaccia così è ancora più insidioso da affrontare, diciamo, ecco. Qui c'è la cartina, noi ci troviamo dove esattamente? In fondo, all'inizio lungo la strada provinciale, diciamo, si entra per un 2,5 km, 3, dopo più o meno in questo punto si scende verso la Grotta del Popolo, insomma. Ecco. Cosa può essere successo? Si presume sì, senz'altro che visto che anche era esperta, cosa può essere successo secondo lei? Dai segni che abbiamo visto, o è inciampata o è scivolata o ha perso l'equilibrio e da là è caduta prima nel bosco per poi arrivare su sto salto di roccia di 20 metri che le è stato fatale, insomma. Ne approfittiamo anche per lanciare per l'ennesima volta, perché non è la prima volta che proprio attraverso le nostre telecamere, attraverso i nostri microfoni vengono lanciati questi appelli, questi messaggi a chi vuole intraprendere un'escursione, a cominciare proprio dalla massima attenzione che bisogna prestare sempre quando si arriva in montagna. Sì, le cose sono state dette tante volte, l'attenzione deve essere sempre, non sottovalutare l'ambiente in cui si è, perché non è se uno è in parete o su un sentiero, bisogna sempre stare attenzione, perché la caduta o la scivolata può succedere, insomma, bisogna valutare anche il terreno in base anche alla propria esperienza, la propria preparazione anche tecnica, perché bisogna avere anche, magari se uno scivola, avere la forza di prendersi da qualche parte, un po' non dar niente per scontato, insomma, su queste cose qua. E anche l'attrezzatura. L'attrezzatura è importante, bisogna avere sempre i scarponcini, i scarponi. Dopo, se si affrontano terreni così che comincia a ghiacciare, consigliabile l'utilizzo magari di ramponi o ramponcini per avere una maggiore tenuta sul terreno, insomma, ecco. Insomma, hai sentito Anna, sono i consigli che ormai li abbiamo ripetuti tantissime volte, però non sono mai da sottovalutare quando si affronta la montagna. C'è tanto dolore al pronto soccorso all'ospedale di Sant'Orso, dove Sonia Dalla Vecchia lavorava, c'è grande cordoglio che è stato espresso proprio a vari livelli da tutto lo staff dell'ospedale di Sant'Orso. Da Canove di Roana per il momento è tutto, ti ricevo la linea. Grazie Vanessa, la nostra Vanessa Vanzatto, grazie anche al tuo ospite. E proprio in tema di sicurezza noi ora ci colleghiamo con Oderzo, dove per noi c'è la nostra Marta Marangon, una delle ultime tappe del progetto Scuola Sicura con la Protezione Civile. Vi vediamo con l'assessore regionale Giampaolo Bottaccino. Marta, buongiorno.
Sì, buongiorno Anna, a te e ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Sì, siamo ad Oderzo nel campo sportivo dove si sta concludendo l'esercitazione di protezione civile che ha interessato questa mattina gli studenti degli istituti Sansovino ed Obici. Una manifestazione sicuramente molto partecipata e molto sentita dai ragazzi che per tutta la mattinata hanno potuto simulare dal vero una prova di evacuazione di terremoto. Qui con me l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacina. Assessore, un evento che chiude gli appuntamenti autunnali di scuole sicure. A che cosa servono questi eventi che organizzate con i ragazzi? È un'iniziativa che ho fortemente voluto già 9 anni fa quando mi sono insediato, e l'obiettivo principale è quello di capire come approcciarsi al rischio. Io credo ci sia molto a lavorare in questo paese ancora sulla cultura della sicurezza, e prova ne sia il fatto che ogni volta che piove ci sono gli argini pieni di gente che va a farsi i selfie, e questa è l'ultima cosa che andrebbe fatta, così come non andare nei luoghi dove ci sono gli incendi. E ci sono invece delle azioni che possono essere e devono essere messe in atto da ogni singolo cittadino per garantire e migliorare la risposta del soccorso. Sono le manovre di autoprotezione che è giusto che i ragazzi conoscano, e quindi l'obiettivo è quello di approcciarsi nella maniera corretta al rischio e dall'altra parte far conoscere anche ai ragazzi quanto complesso è il sistema della protezione civile in Veneto, che è considerato il migliore d'Italia, niente po' di meno che dal Presidente della Repubblica, che l'ha dichiarato pubblicamente proprio qui in Veneto. Quindi poi la speranza è quella che poi i ragazzi si appassionino, magari alcuni di loro si appassionino al mondo dei soccorsi, scelgano una divisa per poi indossarla quando saranno più grandi e garantire la continuità di questo sistema dei soccorsi che non ha eguali, ripeto, in Italia ma neanche nel mondo. Ecco, una educazione dunque soprattutto a quelli che sono i comportamenti corretti da adottare nelle emergenze. Oggi abbiamo visto la prova di evacuazione in caso di terremoto, sicuramente una delle più urgenti da insegnare alle persone, come lei accennava prima, è quella purtroppo delle alluvioni. Ne abbiamo vissute tante nel nostro territorio nell'ultimo periodo, e gli esperti ci dicono che purtroppo con questi fenomeni ci dovremo fronteggiare sempre di più. Imparare quindi a gestire anche queste situazioni è davvero fondamentale in questo momento. Assolutamente sì, deve essere a tutti i livelli. Basti pensare che quando c'è stata l'alluvione nelle Marche noi siamo intervenuti lì, in un paese che dell'entroterra ci sono morte 4 persone che erano nell'interrato a cercare di recuperare la macchina. Questa è una cosa che non va fatta, e lì ci hanno rimesso la vita 4 persone. Ma così come deve entrare nella cultura il fatto che anche azioni programmatorie e pianificatorie possono essere assolutamente impattanti in senso positivo per garantire la miglior sicurezza. Penso per esempio al fatto di non costruire più interrati, di costruire in rilevato, di costruire secondo quelli che sono i criteri migliori per quanto riguarda la risposta al sisma, e quindi sono tutte azioni che possono e devono essere messe in campo per garantire un miglioramento della sicurezza dei cittadini. Questo vale nella quotidianità della vita anche rispetto alla percezione del rischio in ambito lavorativo. Penso agli infortuni sul lavoro, che sono uno dei problemi rilevanti che abbiamo, alla sicurezza stradale, quindi i comportamenti da adottare sulla strada. Ecco, credo ci sia molto da lavorare e credo sia importante lavorare a partire dai ragazzi. Ecco assessore, stiamo parlando di protezione civile, una materia calda per quanto riguarda il fronte dell'autonomia. Proprio domani si aprirà il primo tavolo sulla prima materia appunto in questione per quanto riguarda l'autonomia, che è proprio la protezione civile. Sì, la protezione civile è autonomia. Mi stupisce il fatto che a suo tempo sia stata considerata materia concorrente dalla Costituzione, no? Concorrente vuol dire che interviene dal punto di vista legislativo lo Stato e anche la Regione, perché Zamberletti, che è il padre fondatore della protezione civile in Italia, il compianto Giuseppe Zamberletti, diceva sempre che la protezione civile deve nascere dal basso, e infatti noi abbiamo 518 organizzazioni in Veneto
di protezione civile che fanno riferimento prima di tutto al loro sindaco. E il sistema è sussidiario: se il sindaco si trova ad affrontare un'emergenza rilevante, alza la mano, chiede aiuto a livello superiore, chiede aiuto alla regione, e la regione è in grado di mandare nel suo territorio in maniera tempestiva organizzazioni specializzate per l'emergenza che sta coinvolgendo quel territorio. Quindi il sistema parte già dal basso e non è un caso che quando succedono emergenze in giro per l'Italia, voi mi siete testimoni, parlate sempre delle colonne mobili regionali che intervengono nelle altre regioni. C'è già un sistema che è molto regionalizzato, che però noi riteniamo deve essere ancora più regionalizzato in alcuni passaggi. Quindi semplicemente chiediamo di consolidare l'impostazione attuale che ha il sistema. Ecco, questo dunque il quadro della situazione. Anna da Oderzo, restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Marta Marangona. Domani sarà una giornata calda sul fronte dell'autonomia, con l'inizio appunto della discussione. Sono quattro le regioni che dialogheranno con il ministro Calderoli. Siamo a Padova ora con il contributo della nostra Valentina Visentin per una coppia che ha restaurato un appartamento, vi ha fatto una residenza turistica e poi l'ha trovata occupata. Facciamo il punto con la nostra Valentina Visentin. Doveva essere un'attività redditizia, aveva ristrutturato un piccolo appartamento di 70 metri quadri per trasformarlo in un B&B e si è trasformato in un incubo per un imprenditore padovano che ora si ritrova l'appartamento occupato da due persone che l'avevano inizialmente voluto affittare solo per qualche giorno. Doveva essere una vacanza, invece sono qui da metà ottobre. Non sono solo in due, ma ci sono tantissime persone, un continuo andirivieni, tante volte l'appartamento arriva ad essere occupato perfino da una trentina di persone, non se ne vogliono andare e sono arrivate anche le minacce piuttosto anche violente e aggressive da parte di queste persone. Si tratta di un gruppo di Rom, Sinti, che non vuole abbandonare la casa. Vedete, c'è ancora l'insegna qui con il nome del bed and breakfast, la mansarda, ma la mansarda è occupata da metà ottobre e tutto questo sta provocando anche numerosi disagi agli inquilini degli altri appartamenti, perché i carabinieri sono intervenuti qui per sgomberare una prima volta l'appartamento, è stato sgomberato, ma gli occupanti sono ritornati, hanno forzato la serratura, tant'è che la porta è ancora aperta e adesso si sono addirittura allacciati abusivamente alla corrente e alle utenze degli altri condomini per poter appunto usufruire abusivamente dell'appartamento. I vicini e gli altri condomini hanno paura di ritorsioni, non parlano, il clima è quello della tensione in via Ponte Vigo d'Arzere. Mentre siamo lì per cercare di fare qualche domanda, gli occupanti del B&B ci controllano dalla finestra nel tentativo di intimidirci. A Padova noi restiamo, andiamo in via Tommaseo, una via che insiste nella zona della stazione ferroviaria con i controlli della polizia. I controlli continuano e dopo la decisione del tavolo tecnico tenutosi in questura con la partecipazione della polizia locale, puntano a verifiche nei molti locali etnici gestiti da stranieri che si trovano in via Tommaseo. Qui si sono recati nel pomeriggio di giovedì gli agenti della Polizia di Stato con i vigili e i funzionari del servizio igiene dell'ULSS. Nel primo locale 4 dei 5 clienti erano aggravati da precedenti di polizia, numerose anche le irregolarità di tipo amministrativo e le carenze igieniche, tanto che alla multa di 2.000 euro si è aggiunta la sospensione dell'attività. Licenza sospesa anche al secondo esercizio pubblico controllato gestito da un cittadino nigeriano. Qui i clienti erano una quindicina, 7 dei quali con precedenti per spaccio, rapina e lesioni. Tra di loro un 45enne nigeriano clandestino che dopo i controlli è stato inviato al CPR sardo di Macomer. Al gestore del locale sono state elevate sanzioni per 4.500 euro. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità a seguire tante altre notizie, qualche aggiornamento sull'incontro di Piantedosi con il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. È in corso in questo momento un comitato per l'ordine
e la sicurezza. Poi avete visto le notizie di cronaca che arrivano dall'altopiano e tra pochissimo parleremo anche di inquinamento. Cercheremo di capire con questo mese di sole sul Veneto i dati di sforamento di PM10 a che punto sono, come sono, che cosa hanno registrato le centraline dell'ARPAV. A tra poco. Ben ritrovati, prima edizione di Antenna 3 Nord-Est. Ripartiamo subito dal sondaggio di Ring di questa sera. Il tema è quello dell'utilizzo dei social, con l'Australia che ha promulgato una legge che ne vieta appunto l'utilizzo ai minori di 16 anni. Cosa ne pensate? Potrebbe essere un buon provvedimento da prendere anche qui nel nostro paese. Una telefonata per il sì, lo 0422 16 26 691, un altro numero invece per il no, lo 0422 16 26 690. Ricordo che la chiamata è sempre gratuita. Restiamo in tema di ragazzi, entriamo a scuola con una delle più grandi operazioni di sicurezza stradale mai fatta in Veneto, ed è fatta con oltre 400 studenti. Andiamo a Vicenza, dove per noi c'è Daniele Garbini. Da Vicenza oggi parliamo di sicurezza stradale. Ci troviamo all'interno del parcheggio di fronte alla motorizzazione. Alle nostre spalle in questo momento si sta svolgendo una lezione proprio promossa per un grande evento nel Veneto, il più grande in questo momento, proprio per sensibilizzare i ragazzi, le scuole superiori. Ne sono arrivati 400, un po' tutte dalla provincia, insomma un grande evento, e con me c'è Cristian Filippi, il segretario nazionale della Conf Arca, la Confederazione delle Autoscuole Nazionali. È importante, insomma è stato un grande lavoro per riuscire a coordinare questa iniziativa. Ci spiega come? Sicuramente sì, diciamo che l'iniziativa è del Ministero dei Trasporti. Noi come associazione di categoria siamo partner di questo progetto di formazione sulla sicurezza stradale. Abbiamo coinvolto più di 400 allievi di tutta la provincia di Vicenza per sensibilizzarli sull'utilizzo corretto del cinturone di sicurezza, airbag e sistemi di diritti di tutte in genere. Ecco, noi sappiamo anche recentemente c'è stato questo nuovo codice della strada, sappiamo anche che c'è una maggiore attenzione da parte del governo proprio su quelli che sono i fondamenti, no? Parlavamo anche del telefonino, limiti di velocità, ecco, ma per esempio per i ragazzi cosa è importante sensibilizzare, magari che loro non danno attenzione un po' in generale, o ci sono alcuni aspetti che voi premete? Allora, noi come formatori negli ultimi anni abbiamo trovato un grande distacco dalla realtà, nel senso che manca il concetto di causa-effetto, manca la conseguenzialità alle nostre azioni. È una cosa che dovremmo imparare a insegnare a tutti i ragazzi, proprio perché devono essere responsabili e consapevoli che ad ogni azione ne può succedere qualcuna uguale e contraria. Come rispondono i ragazzi? È un'iniziativa che interessa? È una lezione di scuola magari si sbuffa, o comunque sanno anche la consapevolezza che quello che imparano qui forse può essere applicato? Allora, abbiamo cercato il migliore dei comunicatori per i giovani, perché purtroppo nei giovani menti lasciano pochi pertugi per entrare e per dare informazioni. Il nostro compito qual è? Quello di instillare il dubbio e instillare dei ragionamenti. A proposito di sicurezza stradale, grazie a Daniele Garbin, andiamo a Treviso. Samuele Lazzari, 21 anni, è morto in sella alla sua moto ed ora si indaga per omicidio stradale. La polizia locale è al lavoro ieri per ricostruire la dinamica dell'incidente che ha strappato alla vita sabato pomeriggio questo ragazzo. Il mondo del rugby a Casale sul Sile intanto ha osservato per lui un minuto di silenzio. E dopo un grande applauso per ricordarlo, perché sarà sempre con noi qua a Casale, ok? Sì. Prima il silenzio, poi l'applauso. Così il rugby Casale ha ricordato Samuele Lazzari, il 21enne morto tragicamente a Concio nell'impatto tra la sua moto e una Renault Clio. L'ennesimo incidente letale nella Marca, per cui è scattata un'indagine per omicidio stradale. Procede la polizia locale supportata dai carabinieri e la fase delle testimonianze. Anche oggi erano in servizio e stanno anche portando avanti quelli che sono poi gli accertamenti di questo caso. Credo che ci sarà necessità di sentire alcune persone, sì.
La priorità quindi è ricostruire l'esatta dinamica. Il ragazzo a bordo della sua moto era sulla strada principale, via Bigone, direzione Conschio, quando la Clio, guidata da un 60enne della zona, sarebbe uscita da un'arteria laterale, via Serraglia. Moto e auto si sono toccati, come testimonia il paraurti posteriore dell'auto. Velocità, distrazione, al momento tutte ipotesi. Quello che è certo è che Samuele è morto praticamente sul colpo, cadendo a terra con la sua Daytona scivolata poi sull'asfalto per oltre 100 metri. Pochi istanti dopo, sul posto, si è fermata una pattuglia della locale impegnata in controlli di routine con una vigilanza che ha tentato la rianimazione. Stamattina anche l'ho sentita, perché per quanto si è professionali, però sono comunque tragedie che segnano anche chi lavora sulla strada. Golisciani ha portato il suo cordoglio anche al papà e alla sorella di Samuele, che 3 anni fa sulla stessa strada aveva avuto un primo incidente in moto. Era rimasto ferito il giovane, che per questo aveva lasciato il rugby giocato, continuando però a supportare la squadra. Lui dopo ha voluto rientrare con il gruppo di ragazzi, ha sempre dato una mano qua in società, è sempre stato presente, è sempre stato anche a disposizione per i ragazzi, quindi è sempre stato un esempio. Ho avuto la fortuna di essere stato il suo allenatore fino a quando era piccolo e è una fortuna, perché è sempre stato un ragazzino fin da piccolo, sempre molto vitale, aveva sempre questa grande voglia di giocare, di essere felice, di essere anche una parte integrante di un gruppo in tutto e per tutto. Aveva perso la mamma, aveva trovato anche in noi una famiglia, che è quello anche che noi ci proponiamo di fare. Ci stiamo pensando come essere presenti tutti insieme, perché penso che la comunità si debba far sentire vicina in questo momento difficile. È un destino tragico, un destino di un ragazzo che aveva tutte le potenzialità per vivere bene, però dobbiamo imparare anche da questa esperienza e far crescere tutti i nostri ragazzi nella consapevolezza di vivere bene la vita come l'ha vissuta bene lui, con la gioia, con il rispetto di tutti. Servizio di Christian Arboit. Allora, siamo in attesa di incontrare il Ministro Piantedosi. C'è il nostro Nicola Marcato che gli sta letteralmente facendo la posta insieme a un altro gruppo nutrito di giornalisti a Venezia, ma io intanto vorrei salutare e ringraziare l'ospite che ci ha raggiunto, Luca Zagulin, dottor Luca Zagulin di ARPAV, del Dipartimento Regionale Qualità dell'Aria. Buongiorno. Buongiorno dottore. Buongiorno a voi. Buongiorno a voi. Allora, noi vi abbiamo contattato perché siete gli esperti non solo dell'ambiente ma anche della qualità della nostra aria, e alla luce insomma delle condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato questo mese di novembre stiamo cercando di capire come sta l'aria della nostra regione. Una regione, insomma, sappiamo che siamo in pianura padana, che ha insomma già di per sé, per la propria conformazione, qualche difficoltà. Partiamo un po' da qui, dottore. Sì, come tutti i problemi ambientali, anche quelli che riguardano la qualità dell'aria sono legati all'ambiente in cui viviamo. Per l'aria, l'ambiente che dobbiamo tenere in considerazione è proprio la pianura padana, questa grande pianura che è a forma di catino, per cui sappiamo che già dal punto di vista della sua forma è una forma che non aiuta e che non diciamo non riesce efficacemente, soprattutto nei mesi invernali, a disperdere le masse d'aria. E l'altra informazione di cui dobbiamo tener sempre conto è quella che in questa pianura vivono oltre 20 milioni di persone, quindi 1/3 della popolazione nazionale, e oltretutto è un'area densamente, oltre che abitata, anche densamente produttiva, che produce quasi metà del PIL nazionale, quindi questi sono dati estremamente importanti. All'interno di questo contesto, i primi mesi di questo semestre freddo, che per norma partono dal 1° di ottobre, ci hanno fatto vedere in realtà una situazione che fino alla prima metà di novembre è stata una situazione buona, perché è stata caratterizzata sicuramente da un'instabilità atmosferica
che ha favorito la dispersione degli inquinanti e quindi ha consentito ai livelli degli inquinanti, tra cui le polveri PM10, di rimanere piuttosto bassi. In questi ultimi 15 giorni si sono invece affermate delle condizioni più simili a quelle che sono le condizioni tipiche dei mesi freddi, in cui purtroppo le masse d'aria a contatto con il suolo sono piuttosto stagnanti e quindi le concentrazioni degli inquinanti tendono ad aumentare. Dottore, ci aiuti un po' ad interpretare le immagini che stiamo vedendo. Ne abbiamo diverse anche grazie al vostro contributo. La prima ci racconta della concentrazione, no? Dell'urbanizzazione che c'è all'interno della pianura padana. Vediamo, chiedo intanto alla regia di farle vedere, poi le tariamo, le commentiamo insieme. Intanto l'ultima, quella che abbiamo appena visto, concentrazione di PM10 nel lungo periodo. Concentrazione del PM10 nel lungo periodo è importante da vedere perché ci fa capire un dato estremamente significativo, il fatto che la qualità dell'aria si può migliorare. Spesso questo è un concetto che di cui abbiamo poca consapevolezza e pensiamo che la qualità dell'aria sia un qualcosa che nel tempo rimane costante o addirittura sia in peggioramento. In realtà, dati alla mano, questo grafico ci mostra il numero di superamenti, di giorni di superamento del valore limite giornaliero del PM10, che è il più critico per quanto riguarda il rispetto della norma, e voi vedete che entrambe queste curve che rappresentano le concentrazioni nei siti di traffico e le concentrazioni dei siti di fondo sono concentrazioni e sono numero di superamenti che nel tempo diminuiscono. Vedete, nei primi anni 2000 noi avevamo all'interno di un anno di 365 giorni dai 150 ai 200 superamenti, quindi sostanzialmente proviamo a farla vedere cortesemente, che così, eccola là, prego, prego. Ecco, vedete, nelle stazioni di fondo, che sono la retta quella più azzurra, avevamo 150 giorni di superamento. Questo vuol dire sostanzialmente che quasi in un giorno su due noi superavamo questo limite, e questo è un dato estremamente significativo se noi pensiamo che ad oggi invece abbiamo un numero di superamenti che negli anni peggiori si aggira attorno ai 50-60 giorni di superamento. Abbiamo dimezzato questo numero e questo sicuramente è un dato importante. Perché non c'è questa percezione, dottore? Nel senso che poi ovviamente non c'è sempre questa percezione che di fatto la situazione sia in miglioramento. Perché si tende a guardare il problema della qualità dell'aria nel breve periodo, quindi si tende a vedere i titoli dei giornali magari che giustamente in questi giorni e nella settimana scorsa hanno mostrato un peggioramento delle condizioni, quindi nell'ambito di una settimana, 2 settimane, e quindi si percepisce il PM10 come un'emergenza che sicuramente il PM10 deve essere considerato come un problema significativo, un problema che deve essere affrontato sia nel breve che nel lungo periodo, ma avendo la corretta percezione che comunque in questi anni i livelli di polveri sono cambiati e sono cambiati in meglio, quindi la qualità dell'aria che respiriamo oggi è sicuramente migliore rispetto a quella che respiravamo 15 anni fa. Allora, abbiamo un'altra immagine che è quella che in qualche modo prima abbiamo intravisto, ed era l'immagine, proprio la slide che c'è dopo di questa, l'immagine di questa pianura padana illuminata. Che cosa ci racconta questa immagine, dottore? Eccola qua. Beh, questa immagine secondo me dà veramente 1000 informazioni, ci fa vedere che noi ragioniamo all'interno di un bacino che è sostanzialmente un'unica grande città diffusa, e questo è un fatto che anche spesso noi sottovalutiamo. Quando noi ci muoviamo da Venezia a Verona, quindi attraversiamo la nostra pianura veneta da oriente a occidente, noi facciamo difficoltà a trovare delle zone che non siano urbanizzate. Anche le zone più a vocazione rurale hanno sempre delle case sparse, hanno sempre delle piccole aziende, e questo ci racconta proprio del fatto che in questa pianura c'è un impatto, c'è una potenzialità produttiva che ha delle conseguenze sull'atmosfera che è veramente molto alta. Quindi noi dobbiamo capire che in un ambiente come il bacino padano, che è sicuramente molto delicato per le sue limitate capacità di disperdere gli inquinanti, abbiamo proprio una pressione antropica che è molto forte. È naturale che sia così perché le zone di pianura sono quelle più facilmente antropizzabili. Questo però implica che dal punto di vista ambientale dovremo fare più sforzi di altri luoghi, di altre zone, delle stesse zone d'Italia, del centro Italia e del sud Italia, per arrivare agli stessi risultati in termini di qualità dell'aria. E secondo lei questo dato che ci racconta un miglioramento nel lungo periodo potrebbe essere, forse è già
il risultato di sforzi che si sono messi in piedi ormai da diverso tempo. Siamo nella fase insomma di questa transizione, ma sappiamo che già da diversi anni, no? Le amministrazioni ma anche la Regione stessa ha messo in piedi dei piani davvero efficaci di contenimento dell'inquinante. Ce lo potete confermare? Assolutamente sì, anche questo è un dato fondamentale. Se da una parte sicuramente una porzione di quel miglioramento è legato a una naturale evoluzione tecnologica, pensate ad esempio agli Euro standard nei motori a combustione interna delle nostre auto. Fino al 2000 utilizzavamo degli Euro 0, adesso abbiamo un parco veicolare che è fortemente spostato verso gli Euro 4, Euro 5, Euro 6. Dall'altro lato però è fondamentale tenere conto che dal 2006 in Veneto, come in altre regioni del bacino padano, sono oramai attivati i piani di riduzione dell'inquinamento atmosferico, che mettono in campo delle misure che sono misure strutturali, misure cioè che nel lungo periodo, attraverso l'incentivazione dell'evoluzione tecnologica e nel breve termine anche attraverso alcuni tipi di restrizioni, favoriscono una evoluzione che porta a una riduzione delle emissioni per tutti gli inquinanti atmosferici. A noi ovviamente interessa soprattutto il particolato, ma questo vale per tutti gli inquinanti, perché per tutti gli inquinanti atmosferici noi abbiamo visto nel tempo un miglioramento, una riduzione delle concentrazioni dei livelli. Allora, 44 centraline misurano gli inquinanti atmosferici, sono quelle dalle quali insomma voi estrapolate questi dati. Perché 44 e non 47 sono sufficienti? Come li leggete questi dati? Sì, le centraline, queste sono le centraline fisse che quindi misurano 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno la qualità dell'aria. Mediamente ogni centralina ha al suo interno una serie di monitor, sono 4-5 a seconda delle centraline, e sono distribuite secondo i criteri che in fondo ci dice la norma. Quindi sostanzialmente noi abbiamo dei criteri di base che sono definiti per legge, che poi sono declinati all'interno del territorio. Ecco perché noi abbiamo centraline che sono sparse in tutto il territorio regionale, con ovviamente una densità maggiore dove ci sono i centri abitati, gli agglomerati urbani e dove vivono più persone, quindi dove c'è una densità abitativa e anche una densità delle emissioni che è più alta. Perché proprio 44? Perché abbiamo visto nel tempo, e questo è confermato anche dalle campagne temporanee che vengono fatte nei comuni magari più piccoli con dei mezzi mobili, che queste centraline sono rappresentative, cioè ci danno una visione completa di quella che è la qualità dell'aria anche a qualche chilometro di distanza dalle centraline stesse. Ecco che quindi non è ovviamente necessario, e questo è oramai chiaro da tutta la letteratura scientifica, che in ogni comune vi sia una centralina, perché purtroppo, ad esempio, le concentrazioni di PM10 sono piuttosto stabili e variano poco all'interno, ad esempio, del territorio, di un territorio comunale, all'interno di un territorio provinciale. Più in generale si può dire che noi vediamo una variazione significativa delle concentrazioni di PM10 da un giorno all'altro quando noi ci spostiamo, ad esempio, dalla pianura e andiamo in montagna. Quando noi saliamo sopra i 400-500 metri, le condizioni di dispersione dell'atmosfera sono sicuramente migliori e quindi vediamo una differenza. Purtroppo all'interno di una stessa giornata le concentrazioni di PM10 sono piuttosto simili, che noi stiamo guardando dalla nostra finestra e abitiamo a Treviso, piuttosto che invece se abitiamo a Padova o Vicenza. Tendono a essere, diciamo, una concentrazione che è piuttosto simile. Senta, quanta colpa possiamo dare ai sistemi di riscaldamento che abbiamo? Tanto sì, facciamo vedere le immagini che abbiamo preparato proprio legate insomma in qualche modo all'inquinamento, sono immagini eloquenti, ma adesso al di là, lei prima ha parlato, no, del rinnovo del parco veicoli, ma quanta colpa invece possiamo dare al riscaldamento e alle caldaie vecchie che ancora sono presenti in tantissime abitazioni? Allora, le informazioni che noi possiamo desumere da quello che è uno strumento fondamentale per lo studio della qualità dell'aria, che è l'inventario delle emissioni, ci dice che esistono sostanzialmente 3 categorie fondamentali che emettono soprattutto il PM10. Queste categorie sono il riscaldamento domestico, il traffico veicolare e, per un particolare tipo di particolato, che è il particolato secondario, le attività agrozootecniche. Ecco,
non possiamo dimenticarci di nessuna di queste tre categorie se vogliamo efficacemente ridurre le concentrazioni di particolato. Per cui sono tutte e tre categorie che sono estremamente significative e non possono essere dimenticate. Parlando però di riscaldamento domestico, sicuramente è una di queste tre sorgenti molto significative, ma dobbiamo concentrare l'attenzione su quegli impianti a riscaldamento che hanno maggiore potenzialità emissiva, che sono quelli a biomasse per quanto riguarda il particolato, quindi le polveri sottili. L'utilizzo della legna in Veneto è ancora molto diffuso. Da un'indagine del 2021 che abbiamo condotto assieme alle altre regioni del bacino padano emerge chiaramente che una famiglia su tre in Veneto, quindi come media, sia che media tra città e montagna, ovviamente utilizza abitualmente le biomasse per riscaldarsi. Questo è un dato che anche in questo caso secondo me è molto sottostimato nella nostra consapevolezza, quindi le persone ritengono che in Veneto si usi molta meno legna di quella che invece realmente si utilizza, ed è un dato che ci deve far riflettere, perché la biomassa, l'utilizzo della legna, se può essere sicuramente una soluzione importante nelle aree montane dove la dispersività dell'atmosfera, abbiamo detto, è maggiore e dove la legna è un combustibile sostanzialmente a chilometro zero, e quindi può essere sicuramente una soluzione importante. In pianura ovviamente non è sicuramente in queste condizioni il combustibile ideale. Capiamo ovviamente che esistono anche delle esigenze economiche per cui la legna deve essere utilizzata, dobbiamo pensare che però almeno in pianura deve essere utilizzata nel miglior modo possibile. Questo significa impianti sicuramente di ultima generazione, che hanno delle potenzialità emissive molto più basse rispetto, cioè delle potenzialità emissive più alte, nel senso che hanno delle prestazioni molto più alte, quindi delle emissioni più basse rispetto agli agli impianti più vecchi, e ovviamente utilizzare la legna in modo consapevole, quindi conservandola correttamente. Pensate che inserire in un caminetto di uno stesso tipo la legna umida o la legna correttamente seccata ha diciamo delle emissioni che sono radicalmente diverse. Quindi utilizzare una legna umida, quindi non ben conservata, dà origine a delle emissioni di fuliggine, quindi di particolato, che sono estremamente più rilevanti rispetto a un impianto utilizzato correttamente. Grazie dottor Zagolini, ecco, questa è una notizia, ecco, io personalmente non lo sapevo, non ne ero a conoscenza, quindi davvero ci ha dato come dire, un ingrediente in più per saper, ma insomma anche noi essere un po' responsabili, perché a volte chiediamo alle amministrazioni di fare degli interventi, insomma di prendere in mano la situazione, poi immagino che ognuno di noi insomma possa fare nel suo piccolo qualcosa, quindi è davvero importante quello che lei ci sta raccontando. Grazie per i dati che ci ha dato, auguro a lei e a tutti i suoi uomini insomma un buon lavoro, insomma grazie anche per quello che fate. Io ricordo ai telespettatori che sul vostro sito puntualmente viene pubblicato tutto, quindi il sito di ARPAV è davvero una cartina tornasole dello stato di salute dell'aria nel nostro territorio, quindi insomma andate a guardarlo perché è davvero completo e sempre aggiornato. Dottor Zagolini, grazie per essere stato in nostra compagnia. Grazie a voi, buona giornata. Arrivederci, buona giornata. Dipartimento regionale qualità dell'aria e dell'ambiente di ARPAV, grazie per essere stato con noi. Allora, io so che c'è il nostro Nicola Marcato, ancora è lì a Venezia, proviamo ad andare da loro, eccolo lì, sono in attesa dell'uscita del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, vediamo, forse sta arrivando, vediamo, vedete insomma un po' la concentrazione delle telecamere, i colleghi che stanno aspettando l'uscita del Ministro, perché quelli sono davvero i momenti più concitati e gli unici momenti in cui si riesce a fare delle domande specifiche al Ministro, al di là insomma di quelli che poi possono essere i momenti istituzionali. Allora noi proviamo ad andare in pubblicità e poi tra pochissimo di nuovo con le immagini a Venezia. Prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, ripartiamo dalla cronaca e ci
Spostiamo nuovamente nel Vicentino, dove la Guardia di Finanza ha individuato e sottoposto a sequestro preventivo un'area che veniva utilizzata come area abusiva, discarica abusiva, dove erano stoccati oggetti e materiali di rifiuti di vario genere. Siamo ad Enego, in particolare sono stati individuati, pensate, condizionatori d'aria, elettrodomestici di grandi dimensioni, apparecchi elettronici, quindi i classici RAE per chi appunto va in discarica, motori elettrici, pneumatici mobili, parti di mobili sia in legno che in metallo, bidoni con cavi elettrici, batterie, rottame ferroso, ex strumenti per antenne o ripetitori, cavi in rame e numerosissimi oggetti di uso comune. L'operazione dei finanzieri della tenenza di Asiago avevano notato la presenza di rifiuti in prossimità del centro abitato. Durante l'ispezione, assieme al personale del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'ARPA, è stato denunciato il proprietario della zona per attività di gestione di rifiuti non autorizzata e sottoposta a sequestro preventivo d'iniziativa l'area al fine di evitare ulteriori danni all'ambiente circostante. Dunque l'operazione della Guardia di Finanza di Vicenza. Un altro tema importante arriva da Spresiano, alveari veneti in pericolo. L'allarme arriva dagli apicoltori con il 50° di APAT. A fare paura sono le cosiddette vespe aliene, ma c'è anche una buona notizia: è iniziato l'iter ufficiale per rendere il miele del Piave un IGP. Christian Arboit. Si tratta di un paio di vespe, una è già presente come endemica in Sicilia e questa è la Vespa orientalis. Quello che preoccupa è che questa vespa, che ama il caldo, si sta spostando dalla Sicilia al nord. Segnali che la natura ci dà per dire: svegliatevi, state rovinando il vostro habitat. Sono due le specie di vespe aliene che minacciano le api, Vespa velutina e Vespa orientalis. Il loro nome, avvistamenti si sono registrati anche sul nostro territorio. Sporadicamente sì, però casi isolati. Non abbiamo ancora l'invasione che è invece in atto per la Vespa velutina, Toscana, Liguria e Basso Piemonte. Vespa orientalis è semplicemente il meridione. Sono aggressori dell'alveare. Loro cercano la parte proteica delle api, quindi proprio catturano le api per scartare testa e coda, come si fa con la grappa noi veneti. Insomma, il concetto è chiaro e, dice il presidente degli apicoltori veneti, dovrebbe esserlo anche per la politica, alla quale si chiede di investire in ricerca. Arriverà il giorno nel quale dovremo chiedere il sostegno delle istituzioni. Una soluzione quindi va trovata per APAT, che ha celebrato il 50° della sua fondazione a Spresiano, dove all'orizzonte c'è un importante traguardo. Il 25 novembre scorso abbiamo consegnato tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento del marchio miele IGP del Piave e quindi quest'anno abbiamo creato anche il consorzio e adesso attendiamo questo riconoscimento che sicuramente porterà frutti per tutti quanti gli agricoltori della nostra provincia. Passare a livello nazionale e poi anche a livello europeo, quindi diciamo che l'iter non è proprio immediato. Certo è che noi ci auguriamo per il prossimo anno di avere questo nuovo prodotto certificato. Il Veneto è la quarta regione italiana per segnalazioni a rischio mafioso, un dato allarmante se parametrato a Treviso, dove sono in crescita le aziende a rischio usura. Studio commissariato dalla regione e discusso a Verona, dove è emerso un rischio infiltrazione mafiosa anche per il mondo del prosecco. Attenzione. Il Prosecco è un'eccellenza mondiale tutta nostra, facciamo quasi un miliardo di bottiglie di Prosecco tra DOCG e DOC che vengono vendute in tutto il mondo. È chiaro che con un giro d'affari di questo tipo la criminalità punta gli occhi e credo che ci sia possibile che alcune delle nostre aziende possano essere anche diventare oggetto di acquisizioni o di riciclaggio di denaro sporco da parte della criminalità organizzata. Anche il Prosecco nel mirino delle infiltrazioni mafiose. L'allarme arriva dalla regione che con Union Camere Veneto ha stretto un protocollo per la legalità coinvolgendo il mondo universitario.
L'iniziativa presentata a Verona è nata seguendo una indicazione dei magistrati. Una richiesta che ci ha formulato, una valutazione, un'osservazione che ci ha formulato anche il nostro procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi. Una presenza subdola, quella della mafia in Veneto, con iniziative prima immobiliari e poi imprenditoriali per riciclare i proventi del narcotraffico ed entrare nel mondo degli appalti pubblici. Nel 2006 il clan dei Lo Piccolo, che era una importantissima famiglia mafiosa palermitana, con il vizio di strangolare quelli che gli stavano antipatici, e ha iniziato a comprare appartamenti e aziende, fabbricati industriali a Chioggia. A Chioggia si è sviluppato un settore turistico come quello delle navi da crociera, che è stato veramente entusiasmante dal punto di vista economico per la città e totalmente inaspettato da allora. Mafia che entra nel tessuto produttivo anche nel settore dell'agricoltura, sfruttando le imprese deboli per investimenti importanti non supportati dal sistema del credito. E il mondo del prosecco non fa eccezione. In Veneto abbiamo 8.200 aziende a rischio usura. Nella Marca Trevigiana le aziende a rischio usura, cioè che sono in difficoltà e sono iscritte nel registro della centrale rischi di Banca d'Italia, sono più di 1.400, un dato che è in crescita rispetto all'anno passato e che ci dà un indice di rischio molto forte per queste aziende, perché rischiano veramente di cadere nelle mani degli usurai e nelle mani della criminalità. Allora, due temi di cui vi dobbiamo parlare in questi ultimi 20 minuti della nostra prima edizione. Saluto e ringrazio chi si è collegato con noi in diretta da Vicenza: Simona Calamia, spero di aver detto giusto, docente di sostegno; Barbara De Matteis, docente di sostegno e referente del progetto Mediazione Scolastica. Buongiorno, ben ritrovate. Buongiorno. Eccole, buongiorno. Allora, che bello vedere una lavagna dietro, insomma entriamo nel cuore del mondo della scuola. Noi vi abbiamo contattato perché è stato attivato un progetto e, insomma, per dirla come dire in termini giornalistici, voi siete responsabili di una sorta di stanza, di aula della mediazione che è stata attivata alla scuola media Ambrosoli. Siamo a Vicenza. Da chi partiamo? Chi mi racconta esattamente in che cosa consiste questo momento e quindi che cosa succede all'interno di quest'aula? Beh, non litighiamo, Simona. Allora, parto io. Essendo appunto l'aula dei conflitti, questa è l'aula che abbiamo inaugurato ormai sono 2 anni. Ed è un'aula intesa come uno spazio e un tempo dove i ragazzi che hanno delle ferite, che hanno litigato, che non vanno d'accordo con altri compagni, possono chiedere la possibilità di incontrare la persona con cui hanno una difficoltà di relazione. Quindi chiedono questo incontro e l'incontro è una relazione che si basa sulla parola attraverso la presenza di, e questa è la grandezza di questa esperienza, di alunni che fanno da mediatori ad altri compagni, ad altri pari. Questi alunni si sono formati, hanno fatto un corso 3 anni fa di 30 ore e sono alunni che si sono allenati all'ascolto empatico, si sono allenati a stare nei silenzi e a aiutare i ragazzi a creare un dialogo tra loro affinché attraverso il riconoscimento delle emozioni che hanno provato durante il loro litigio, durante la loro difficoltà, si riescano poi a riparare loro stessi alle ferite, alla ferita che l'offensore, che una delle parti, ha generato nella vittima. Quindi è una grande opportunità di dare valore alla parola, quindi lasciare da parte i silenzi dei conflitti, lasciare da parte l'aggressione verbale, ma trovare un nuovo modo di comunicare. Ecco, è importante quello che lei ha appena detto, no? L'utilizzo del linguaggio, riuscire a gestire anche le proprie parole e le proprie emozioni. Possiamo dire, professoressa, che in un momento, nell'era dei social, questo è ancora più difficile? Sì, è difficile nel senso che le parole
che si usano nei social sono parole veloci, sono parole buttate lì, mentre le parole nell'aula di mediazione sono parole pesate, sono parole che sono anche, diciamo, messe al sicuro, perché ci sono dei mediatori che custodiscono il conflitto e, diciamo, il confronto che può essere anche acceso tra le persone. Quindi è un ambiente protetto, un ambiente sicuro, dove la parola diventa generativa di nuove possibilità di riconciliazione e di riparazione. Allora chiedo a Simona, anche a lei, ci racconta un'esperienza, no, di cui lei è stata protagonista, ovviamente senza fare nomi, stiamo nel privato, ma insomma ci fa un piccolo esempio di un momento in cui quest'aula è diventata importante, fondamentale. Allora, per quanto mi riguarda, io come docente di sostegno ho sentito forte il richiamo verso la mediazione, perché appunto mi trovo dalla parte degli studenti, cioè dall'altra parte rispetto alla cattedra, e quindi vedo e ascolto qualcosa in più che magari può sfuggire al collega che sta facendo lezione. E quindi per me era importantissimo avere degli strumenti da condividere e poter essere una figura di riferimento per questi alunni che si rivolgono a me anche per risolvere piccole conflittualità e difficoltà. E detto questo, come esperienza da raccontare, ce ne sono talmente tante che c'è l'imbarazzo della scelta. In cosa consistono queste conflittualità, Simona? Liti per una parola detta di troppo, piccole prese in giro, che per noi sembrano cosa da poco, ma in realtà per loro sono tantissimo a quest'età. E quindi trovare il modo per aiutarli a risolversi tra di loro in maniera positiva, in maniera attiva. La mediazione consente tutto questo, è proprio un momento generativo, perché anche laddove ci sono dei momenti di difficoltà, in realtà le difficoltà non esistono, sembra una cosa un pochino retorica, però è così. Insomma, la mediazione è un momento che serve per permettere agli studenti intanto di aprirsi, perché questa cosa è molto importante. Noi come scuola abbiamo il compito anche di stare vicini ai nostri studenti, di farli sentire accolti e ascoltati. E quindi già questo è un traguardo importantissimo che noi raggiungiamo con la mediazione, perché la scuola non è solo un luogo dove si trasmettono le conoscenze, ma è anche un posto sicuro, uno spazio dove si impara a relazionarsi in maniera positiva. Senta, un passaggio, le sembrerà una domanda banale, ma anche noi come giornalisti stiamo dando notizia di tante situazioni di aggressività e di difficoltà che hanno come protagoniste le ragazze. Le è sembrato di notare che ci sia, come dire, un po' un'escalation? Ma allora, in realtà no, nel senso che credo che all'interno del nostro tessuto scolastico la situazione sia abbastanza parificata, non ci sono grandi differenze, però è chiaro che queste cose possono riguardare anche il genere femminile. Quindi non c'è insomma un'escalation in più rispetto, lo chiedo a voi che siete proprio nel cuore all'interno del mondo della scuola, e quindi ultimamente anche a noi capita molto spesso di parlare di tensioni, anche di soggetti difficili, quindi di momenti di escalation, anche un po' di aggressività all'interno del mondo della scuola. Secondo voi esiste questa escalation? Non so, post-Covid, anche questa è una notizia che noi abbiamo dato, però avendo la fortuna di avervi qui e siete voi dentro la scuola, potete confermare o smentire questa notizia, questo andamento? E rispondo sempre io? Come vuole, oppure passiamo anche a Barbara? Provo a dare una risposta. Io non credo che ci sia un'escalation e non credo che si possa polarizzare la conflittualità all'interno dei due generi, maschile o femminile che sia.
Però credo che oggi sia sempre più importante soffermarsi sul valore delle relazioni e delle interazioni tra i pari, perché è vero che dopo il Covid è aumentato un po' il livello di frustrazione e le abilità sociali ne hanno risentito, perché è stato un periodo difficile che ci ha fatto chiudere in noi stessi. E quindi a maggior ragione attività come le attività di mediazione possono certamente dare una mano e aiutare a un cambiamento che sia il più possibile positivo, perché comunque tutti questi valori che noi insegniamo con la mediazione sono valori che restano per la vita, che escono fuori dalla scuola e li aiutano i ragazzi a diventare i cittadini del domani, cittadini che si relazionano tra di loro in maniera consapevole e positiva. Allora, ci hanno raggiunto in studio Sara Dall'Armellina e Lara De Biasi, che ringrazio, Associazione La Voce, buongiorno, grazie per essere con noi. E loro, se non sbaglio, venivano proprio dall'Ambrosoli, quindi da Vicenza direttamente negli studi di San Biagio di Callalta, mediatrice esperta in giustizia riparativa e formatrice alla mediazione umanistica nelle scuole. Quindi voi siete coloro che entrano all'interno della scuola e lavorano con i ragazzi. Quali sono le basi? Come lavorate con i ragazzi? Allora, prima di entrare nelle scuole e lavorare con i ragazzi, entriamo in scuole dove abbiamo lavorato con gli adulti. Quindi parte un po' tutto dalla formazione di un gruppo di docenti, ma non solo, anche dirigente scolastico, collaboratori e personale non docente, e anche genitori, perché ci sembra importante partire dando un segno di relazioni possibili, perché spesso gli scontri a scuola sono anche fra gli adulti, di un gruppo che invece può lavorare in modo sinergico insieme. Quindi prima formiamo un gruppo di adulti, dopo entriamo a scuola a lavorare con i ragazzi. Come si riesce? Mi rendo conto che insomma in 10 minuti è un po' difficile da spiegare, ma come si riesce a cambiare il corso delle cose, cioè entrare in una situazione di conflitti e provare a scioglierli? Come si fa? Cioè da dove bisogna partire? Forse con gli adulti. Penso che noi siamo partiti all'inizio, abbiamo una formazione in ambito penale. E prima siamo partiti con l'ambito penale, per cui io entravo in carcere, che è una struttura obbligatoria come la scuola, con un obiettivo alto come la scuola, cioè rieducare e educare. E quello che abbiamo provato a portare nelle scuole è quello che portiamo nell'ambito penale, per cui forse la prima cosa è il fatto di fermarsi, avere uno spazio di ascolto, uno spazio in cui non ci si sente giudicati per quello che si è, senza negare che magari è accaduto un fatto che ha ferito qualcuno. E è uno spazio volontario, per cui nessuno entra in un'aula di mediazione o in uno spazio di questo tipo se non lo sceglie, e l'incontro si può anche interrompere. E è uno spazio confidenziale, per cui come nell'ambito penale così a scuola quello che si dice lì rimane lì. E è uno spazio quindi sicuro, ma sicuro in un certo senso disarmato, non armato, sicuro, in cui le persone ritrovano forse un po' una base di umanità e di fiducia e ritrovano alcuni valori di fronte a cui ci si senti liberi anche di condividere alcune fatiche che si scopre che abbiamo un po' tutti quanti, noi genitori, noi insegnanti genitori, noi alunni. Quindi la parola chiave potrebbe anche essere quella dell'empatia. Sì, beh, è uno mi viene da dire, degli strumenti a cui si allenano gli adulti e i ragazzi in mediazione. Chiedo la stessa cosa, qual è il suo ruolo all'interno di questo progetto, che così differenziamo anche un attimo gli interventi. Voi siete sempre Associazione La Voce, quando nasce l'Associazione La Voce? Allora, l'Associazione La Voce nasce nel 2008 e poi ufficialmente ha delle altre tappe che ha percorso. È un'associazione che si occupa sì di scuola, ma come avete sentito anche dell'ambito penale e anche dell'ambito sociale, quindi insomma in vari ambiti, ed è nata a Vittorio Veneto Conegliano, ma adesso abbiamo associati che vengono da Trieste piuttosto che da Vicenza, piuttosto che... Come arriva l'aggancio con le scuole? Sono loro che contattano voi? Sì. Ed è molto importante questo, nel senso che
se la scuola vuole che questa cosa entri e lo fa consapevolmente, si sente la scuola che chiede che questo modo di stare nelle relazioni, perché è proprio un modo di esserci, entri nella propria scuola, è una scuola che vuole, che magari ha la necessità, ma che anche vuole mettersi in gioco in un modo diverso. Da quante scuole siete state contattate? No? Se possiamo immaginare che c'è una nuvola di scuole nel Veneto. Penso che siamo a una quindicina. Sono una quindicina le scuole dove abbiamo avviato l'aula di mediazione. Saranno 20-25 le scuole che ci hanno magari contattate, in cui magari sono state fatte esperienze diverse, magari solo un percorso per gli insegnanti o per gli adulti, e poi chi decide di andare avanti con i ragazzi deve fare anche un investimento, crederci, continuare a sostenere questa esperienza. Poi il nostro obiettivo non è quello di insediarci nelle scuole, ma è quello di dare agli adulti che partecipano gli strumenti nel tempo per poter continuare a far crescere questo seme, che sia una cosa loro. Barbara De Matteis, torno da lei perché lei è la responsabile, no, del progetto qui all'Ambrosoli. Fammi vedere Barbara. Sì. Eccola qua, è lei la responsabile. Quando, in che momento voi avete scelto di chiamare La Voce? Allora, dunque la Vicenza ha la fortuna di avere un'associazione che si chiama Associazione 50 Passi, di cui anch'io faccio parte, che si occupa proprio di mediazione in ambito sociale, in ambito penale. Per cui diciamo che il progetto è nato dall'Associazione 50 Passi, che ha voluto, diciamo, investire. Il fatto che io fossi all'interno sicuramente ha facilitato tutto, e anche i contatti con l'associazione La Voce, con cui avevamo già fatto dei percorsi formativi in passato. Quindi diciamo che c'è stata questa coincidenza, questa situazione particolarmente agevole. Però devo dire che il progetto è stato presentato alla dirigente Simonetta Bertarelli, che ha accolto con diciamo fiducia questa proposta e ha letto, diciamo, in essa la possibilità di guardare in maniera diversa anche all'aspetto delle sanzioni, delle punizioni all'interno della scuola. Ha aperto, diciamo, una possibilità anche a vedere delle situazioni, diciamo, negative in un'ottica non soltanto sanzionatoria e punitiva, ma in un'ottica proprio riparativa, come ci insegna la giustizia proprio riparativa, dove c'è un'attenzione in primis alla vittima e la possibilità di una ricostruzione di una relazione che si è interrotta. Ecco, quindi diciamo che ci deve essere sicuramente una comunità allargata, perché in questo caso c'era un'associazione sul territorio di Vicenza, ma c'erano dei contatti con altre associazioni, e poi la volontà e la fiducia da parte poi di chi anche appoggia questi progetti. Lara, torno da lei. Risolvere i conflitti vuol dire anche dunque curare le ferite? Grazie di questa domanda. Sì, vuol dire curare le ferite partendo dall'ascoltarle e dallo stare di fronte a quelle ferite. Molto spesso noi partiamo anche dalle semplici domanda del come stai, no? Si entra come stai e non ci aspettiamo che le persone ci rispondano davvero come stanno, perché questo significa come dire, che possano dirci anche cose che non sono molto piacevoli, no? E le ferite sono una di quelle cose su cui noi lavoriamo, perché appunto i mediatori che poi sono in classe, nell'aula di mediazione, ma anche noi come mediatori, per primi lavoriamo su quelle che sono le nostre ferite, e quelle possono diventare anche il nostro punto di forza, perché nel momento in cui io ho una ferita posso anche comprendere come sta l'altro, se quella ferita però in qualche modo è guarita. Altrimenti quella ferita continua a fare male e non mi permette di ascoltare davvero quello che è il dolore dell'altro, perché ho bisogno di ascoltare il mio.
Possiamo dire, Sara, che stiamo andando un po' controcorrente, perché questa società non ci dà il tempo di fermarci a guardare le ferite, non le vuole neanche vedere, no? È una società molto performante, quindi voi state andando un po' controcorrente, si può dire? Mi viene in mente una delle grandi protagonisti di uno dei programmi giustizia riparativa che c'è stato in Italia, Agnese Moro, la figlia di Aldo Moro, che quando i ragazzi delle scuole di Vittorio gli hanno chiesto come faceva a fidarsi ancora del sistema, ha detto: ma il sistema è fatto di persone. Quindi penso che siamo in tanti a sentire il desiderio, non so se di andare a controcorrente o di ritrovare la corrente giusta. Questo è una lotta quotidiana. Un'amica marocchina proprio l'altro giorno mi diceva che in realtà per loro la jihad è un termine che ha a che vedere col conflitto interiore prima di tutto, cioè fra la scelta dentro di sé, fra il bene e il male. È una cosa a cui spesso non siamo educati, e quindi dare ai bambini e ai ragazzi la possibilità di capire anche come funzioniamo. Alle volte noi paragoniamo l'allenamento alla mediazione a proprio un gesto atletico, no? E l'empatia o l'ascolto non è che si impara perché abbiamo le orecchie, a correre non si impara perché si hanno le gambe, no? Quindi sì. E da che età è più indicato il fatto che esista questo tipo di... Allora, qui stiamo parlando con l'Ambrosoli delle scuole medie. Va bene partire da lì o forse si potrebbe anche partire da quando i ragazzi sono già alle elementari? Ma allora, per fare attività che si fondano sui pilastri della giustizia riparativa, l'ascolto, il non giudizio, si può partire anche dalla scuola per l'infanzia. A Mogliano Veneto conosciamo un'esperienza che ha preso spunto da un'esperienza di Sacile, ma sono insegnanti che abbiamo formato noi, hanno aperto la stanza del cuore, in cui i bambini usano lo strumento dell'ascolto. È chiaro che le maestre li hanno educati a dare il nome alle emozioni, hanno degli strumenti adatti all'età, però quando hanno un litigio non è che vengono stoppati con le frasi tipo dai siamo tutti amici, facciamo la pace, cosa vuoi che sia, sei sempre tu, così. Vengono invitati ad andare lì, loro si parlano, stanno da soli i bambini o se serve con la maestra, si dicono cosa sta succedendo, si ascoltano, riconoscono le emozioni e alla fine fanno un disegno che dice come è finito questo, e poi chiedono di tornare a giocare. La stanza del cuore, la stanza della mediazione. Grazie davvero a Simona Calamia e Barbara De Matteis per essere state con noi in collegamento da Vicenza. Grazie davvero, buon lavoro, grazie per quello che fate, perché insomma gli insegnanti sono il nostro, io lo dico sempre, il futuro, cioè già scegliere di fare un lavoro di questo tipo è una scelta coraggiosa, è una scelta assolutamente encomiabile, quindi davvero grazie, buon lavoro, e a voi Sara Dall'Armelina e Lara De Biasi per l'associazione La Voce, per essere state in nostra compagnia in questa prima edizione. Sentirete ancora parlare di loro e di questo progetto. A voi telespettatori per essere stati con noi. C'è il tempo per ricordarvi il sondaggio, lo vedete, vietare i social ai minori di 16 anni è corretto? Restiamo un po' insomma in tema. La legge, quello che è diventato legge in Australia, che cosa ne pensate se potrebbe diventarlo anche qui in Italia? Diteci la vostra utilizzando i contatti che vedete in questo momento in sovraimpressione. L'informazione torna qui su Antena 3 a partire dalle 18:30 con il telegiornale del Veneto. Grazie e arrivederci.